Si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari. Questa mattina in procura a Venezia Nicola Fragomeni, ex sindaco di Santa Maria di Sala, ai domiciliari insieme ad altre 5 persone in quanto indagato dalla procura di Venezia per concussione nella pubblica amministrazione per presunte tangenti. Faremo le nostre valutazioni, c'è anche la possibilità di ricorrere al Tribunale del riesame. Così il suo nuovo legale, il veneziano Renzo Fogliata, attuale presidente della Camera Penale di Venezia, preferito all'ex difensore Fabio Della Mura, cui Fragomeni ha revocato l'incarico conferitogli in precedenza. Una mela marcia, così ha definito l'intera vicenda oggi dagli industriali, il primo cittadino di Venezia che nei giorni scorsi ha sospeso Fragomeni da Coraggio Italia, con cui ricopriva l'incarico di coordinatore provinciale. Per quello che l'ho conosciuto io, devo dire che veramente non ho mai avuto nulla neanche immaginato nulla. Dopo c'è il processo, ci sono persone coinvolte, ci sono familiari, amici, per cui il processo deve fare la sua strada e su questo ovviamente saranno poi anche loro a difendersi, a dire. Dico soltanto che è una persona che a Santa Maria di Sala, io l'ho conosciuto nell'occasione della Speed Line che stava per chiudere, no? Per cui ha fatto un'azione meritoria davvero incredibile, è riuscito a organizzare una grande manifestazione con gli operai, con i cittadini, e lì in quell'occasione mi hanno raccontato di come lui per 2 mandati abbia lavorato benissimo da sindaco, una persona irreprensibile, non c'è. In questo modo non c'è neanche possibilità, io faccio selezione da 40 anni, però non è possibile immaginare di avere altre cose. Io conosco prefetti, nessuno mi ha mai fatto neanche un accenno, gli stessi cittadini, per cui purtroppo nella vita, questo lo decideranno i processi se c'è uno sbaglio, però non bisogna neanche esagerare, pagherà per lo sbaglio, se saranno colpevoli, se saranno riconosciuti in un processo, pagheranno, se saranno assolti, saranno assolti, io certamente non ci metto il carico. La solidarietà del sindaco della città metropolitana all'attuale primo cittadino di Santa Maria di Sala, Natascia Rocchi. E cercheremo di aiutare al massimo perché è veramente nel panico nella sua gestione, perché gli è stato di fatto arrestato il dirigente principale, quello dell'urbanistica e dell'edilizia, perché adesso cercheremo di dargli a mano perché con il sistema dei contratti pubblici bisogna fare degli avvisi, non è semplice trovare un sostituto in un periodo poi dove tutti cercano tra l'altro dirigenti nell'urbanistica, nell'edilizia eccetera.